Quarta corsa, confronto per sole femmine di 3 anni, sono in 11 dietro l'autostart sulla distanza del miglio, 1 Deborah, 2 Desdemona, 3 Honey Babe, 4 Duchessa La Torre, 5 Dalida Ban, 6 Dolce Petra, la seconda linea, 7 Damalor del Sile, 8 Dalmazia, 9 Dakar B, 10 De Anna, 11 Dina Vald. Pronostico che in chiusura vede Dalmazia e Damalor del Sile molto vicini nella valutazione, macchina intanto che accelera. In partenza la velocità di Honey Babe che passa subito a condurre nei confronti di Deborah, mentre all'esterno rimane Duchessa La Torre. C'è l'errore intanto di Dalmazia, sbaglia anche Duchessa La Torre. Parte forte dalla seconda linea di Navaldi. Numero 8 Dalmazia squalificato, numero 4 Duchessa La Torre riesce ugualmente squalificato, a sistemarsi in seconda posizione. Numero 6 Dolce Petra squalificato. Tanto il quarto iniziale se ne va in 30 e mezzo con Honey Babe in vantaggio su Dina Vald, all'esterno è Desdemona, terza posizione per Deborah, poi percorsi esterne anche Dakar B che ha preso la schiena di Desdemona, terza ruota invece per Dalida Ban che dopo 600 metri si porta in terza corsia e progredisce. Intanto se ne vanno i primi 700 metri di gara con Honey Baby che continua a condurre, che insiste in terza ruota. Intanto Dalida Ban 800 metri in 1.2.6 con 32.1 di secondo quarto. Sempre numero leader 11 Dina Vald squalificato. La squalifica intanto per Dina Vald che ha sbagliato dalla seconda posizione. Così in seconda si sistema ora Desdemona, rimane invece sempre all'esterno Dalida Ban, in terza posizione alla corda è Dakar B che ha superato a sua volta Deborah. Cavalli a 400 dalla conclusione, l'errore anche di Desdemona. Si infila bene alla corda Dakar B squalificato, che segue direttamente Honey Babe che cerca di scappare, inseguito per il momento dalla sola Dakar B. Ingresso addirittura d'arrivo, deve essere sostenuta Honey Babe, ma ha buon vantaggio ancora e nel finale controlla la situazione per vincere su Dakar B, mentre per il terzo lungo la corda rinviene bene Deborah che precede Damalor del Sile. 1.16.6, 30.1 a chiudere. La vittoria per Honey Babe, percorso di testa, Edoardo Loccisano, Pietro De Muru al training per conto della scuderia Perno. Andiamo a rivedere il primo piano di Honey Babe che precede nettamente Dakar B e Deborah, distanziati fra loro.